Grazie. Ottimo. Cosa c'era in questo tagliere? Allora, c'era un po' di tutto. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in Alpago, presso l'agriturismo Casera Pal, dove c'è anche Malgacate e che si raggiunge da Tambre attraverso l'abitato di Pianon. Andremo alla scoperta dei grandi faggi secolari dell'Alpago. Inizialmente seguiremo il sentiero che porta a Rifugio Semenza, ma solo per un breve tratto, poi devieremo a sinistra e costeggeremo il Monte Messer. Il sentiero 924 taglia più volte la strada e questa strada porta a Casera Pian delle Stele. Andiamo adesso, qui c'è un segno. Allora, quello è il segno del sentiero che taglia la strada. Continuiamo per la strada fino alla prossima curva, che si chiama Curva Pal, e lì smetteremo di seguire il percorso che va a Semenza. Ecco, siamo in località Curva de Pal. Qui smettiamo di seguire il percorso che porta a Semenza. Viriamo a sinistra seguendo le indicazioni per Casera Pianformosa. Qui infatti c'è scritto Val Salatis, che è la valle che porta al Semenza. E questo che faremo adesso, almeno in parte, è anche il percorso della transumanza della pecora alpagota, che è una pecora tipica dell'Alpago. Il suo simbolo cos'è? Ah, eccolo qua. Questo è il simbolo del percorso della transumanza della pecora alpagota. In questo momento ci troviamo sotto le pendici occidentali del Monte Messer, sopra di noi.
Siamo arrivati in località Pian delle Mandre, dove, dietro di me, c'è un bellissimo faggio, ma non è questo il faggio secolare, è più avanti. Adesso deviamo lungo il sentiero numero 979, di qua a destra, saliamo una balza rocciosa che è qui di fronte e lì troveremo il faggio secolare. Mamma mia. Eccoci qua. Ecco, siamo arrivati a un altro bivio, abbiamo intercettato una strada praticamente. Andando su si va al bivacco Tofolon e poi in cima al Monte Messero, il Monte Antander. Noi invece scendiamo giù e andiamo a visitare il faggio, si vede anche la casera di sotto, casera Antander, che è molto piccola ma molto graziosa. E questo è anche il punto più alto del nostro itinerario di oggi, circa 1350, qualcosa del genere. Ecco il faggio, buttato giù dalla tempesta, vero? Purtroppo sì, si vede che c'è stata una tempesta. C'è una tabella, andiamo a leggere. Quest'albero fa parte degli alberi monumentali d'Italia ed è un vero peccato che l'abbiamo trovato divelto. Però non è stata la tempesta Vaia, perché è del 2018 e questo almeno nel 2020 era ancora in piedi. L'età stimata di quest'albero è circa 250 anni, anche un po' di più, e ha una circonferenza alla base di 5 metri. Circa 250 anni. Guarda che possente. Purtroppo è stato completamente rotto da una tempesta, evidentemente. Comunque è bellissimo lo stesso, si vede che è gigantesco. Prova a metterti vicino. Ecco, in località Busantander c'è un cippo confinario che è questo qua. Si vedono le iscrizioni semisepolte, eccole qua. Qui e qui. Ecco, qui sta dietro di me Casera Antander e c'è anche la prossima tappa, Casera Federola, a mezzo chilometro in leggera discesa. Ecco la casera
Federola. Ripidino, eh? E qui il bivio? Sì, adesso scendiamo. Questo una volta era un sentiero, adesso qui hanno sbancato, è diventata una strada. Perché fanno la gara di corsa. La Transcavallo. Allora, la prossima Malga Cruden. Sì. Senti, questo non è mica il lago di Santa Croce. Altro che si sono alzate le nuvole basse di questa mattina e adesso si vede benissimo tutto il lago di Santa Croce, che meraviglia! La casera qua. Sì, la casera Cruden. Casera Cruden. Arrivati a Casera Cruden, intercettiamo il sentiero al Pago Natura, che qui è indicato da un cartello. Questo percorso è molto lungo perché sono più di 70 km, ma è pensato per le mountain bike. Noi a piedi ne faremo un tratto abbastanza breve. Buona domanda, qua è tutto sbarrato. Grazie. Grazie. Bravi. Adesso spiega un po' cosa è successo. Allora, è successa una cosa, il nostro percorso era chiuso a un certo punto, c'era proprio una recinzione che impediva di passare per la sterrata dove ci troviamo adesso. Abbiamo trovato i pastori. Era una recinzione temporanea però. Sì, di 3 giorni, siamo arrivati proprio in uno di questi 3 giorni perché avevano messo le pecore con questi 8 cani maremmani che le custodivano. E allora molto gentilmente gli abbiamo spiegato che noi cercavamo di tornare a Malgacate e ci hanno accompagnati all'esterno del recinto. Con i cani che abbaiavano. Sì, abbastanza così. E ci hanno fatto scavalcare un altro recinto e ci hanno portati praticamente dalla
parte opposta della zona recintata e quindi adesso riprendiamo il nostro percorso. Quindi fra qualche giorno questa recinzione non c'è più. Non c'è più, ci sarà 3 giorni all'anno questa recinzione. In più abbiamo avuto un'altra informazione. Eh sì, un'informazione molto importante. Il faggio abbattuto, quello secolare che abbiamo visto nel percorso di andata, esatto, è caduto a ottobre del 2024, cioè un anno fa. Ed è stato anche tolto dalla lista degli alberi monumentali. È un vero peccato che non ci sia più o che ci siano solo i resti. Ultimo pezzo ripido, vero? Sì, bisogna riprendere un po' di quota. Mazza che salita! La fine gita non è l'ideale. Ci siamo quasi. Sì, spero di sì. C'è una bellissima fontana. Quanto manca? Allora, siamo arrivati sulla strada asfaltata, via Cate, quella che riporta al punto di partenza. Adesso dobbiamo percorrere un tratto, per forza, arrivare a un'altra malga e da lì è possibile fare una strada che passa sotto, in modo da evitare la strada principale. Questa è Malga Illari e il sentiero al Pago Natura continua proprio di qua e ci riporta a Malga Cate. Pellegrino vivace. Ciao. Ecco, Malga Illari è l'ultima di una serie di malghe, 6 o 7, abbiamo perso il conto, che abbiamo trovato oggi sul nostro percorso. Adesso, seguendo questa mulattiera, in pochi minuti torniamo a Malga Cate, Casera Pal, da dove siamo partiti. Bellissimo percorso, molto semplice, interessantissimo e pieno di animaletti. Per oggi dall'Alpago è tutto, grazie e alla prossima! Piove giusto alla fine, l'abbiamo evitata tutto il giorno e adesso è arrivata. Per fortuna mancano pochissimi minuti. Spiega dove ci troviamo. Ci troviamo al punto di partenza a Casera Pal o Malga Cate e siccome ci ha sorpresi il diluvio abbiamo deciso di entrare qui, visto che è abbastanza presto, e mangiare qui. Seduti accanto a una bella stufa calda. Bigoli al ragù. Ottimi. Cosa c'era in questo tagliere? Allora, c'era un po' di tutto, 3 tipi di formaggio. Quello che c'era qui, che non c'è più, era lardo. Stagionato per mesi. Per mesi, una cosa eccezionale, delicatissima. E questa è la composta di cipolla e zucca, fatta in casa dalla signora.